L'Umana Reyer comunica di aver sollevato Carlo Recalcati dall'incarico di capo allenatore della prima squadra maschile. Al tecnico vanno i più sentiti ringraziamenti dalla società per il lavoro svolto e l'augurio per le migliori fortune personali e professionali. Con questo comunicato ufficiale la società ha reso noto l'esonero del primo coach dopo il risultato ottenuto dalla squadra sabato sera contro Sassari al Tagliercio. Prima della notizia Recalcati aveva commentato così l'esito della partita. Abbiamo sbagliato in alcuni momenti della partita e abbiamo buttato via parecchi palloni che poi ci sono costati o il break a favore, a sfavore oppure la possibilità di allungare. Chiaramente le percentuali non ci premiano, soprattutto da 3 punti, dove abbiamo anche tirato con buoni tiratori, con situazioni aperte. Anche se non mi è piaciuto l'interpretazione arbitrale, io non parlo mai degli arbitri, però forse qualcosa alla fine, qualche passi, almeno dubbio ci poteva essere. Ultimamente, complici numerosi infortuni dei giocatori, le cose per la squadra non si sono messe bene. Prima di Sassari gli Orogranata erano usciti dall'Eurocup, ma evidentemente Recalcati era pronto a continuare a guidarli. E andiamo avanti, dobbiamo riprenderci questi 2 punti che abbiamo lasciati, che rammaricano, perché dispiacciono, perché avremmo messo un bel tassello nella nostra classifica nell'ottica playoff, e invece dobbiamo continuare a soffrire, dobbiamo continuare a guardarci le spalle e andare avanti. Poi la comunicazione dell'esonero. Al suo posto la società ha affidato la guida a Walter De Raffaele, che martedì dirigerà il primo allenamento da capo allenatore.